Allora, oggi buonasera, ci parlare parlare con copritelo, apritelo, sta loca. Allora, voglio, cosa facciamo stasera? Ci facciamo una bella barba, come sempre, una bella barba. Prima che ti esce, perché ma stasera ci sono cattive intenzioni. Allora, il baionetta ha messo a fare una barba che è una cosa esagerata, una bella barba, bella liscia. Ancora, questa è l'ultima barba che ho fatto con la baionetta e mi sta crescendo, ma ha avuto una faccia liscia come veramente poche volte è successo, ma senza fare alcuna fatica, perché da solo ha lavorato veramente bene, da solo lavora veramente bene, profondo, senza fare danni, senza irritazioni e senza nulla. Però stasera, che mi fa? Stasera un attimo in difficoltà. Perché ma sa, ero indeciso, ho ancora una lametta nuova tra l'interecezionale da usare, però se indeciso a questo punto cosa usare? Cosa usare? Che ma sa, non lo so. Ma avremo. Volevo metterlo in difficoltà con una lametta, con una delle lamette che la fa tender, che l'hanno poco in fama. Cosa volevo usare? Ho una Kai o tra questa e questa. L'indecisione era tra queste due. Kai o Feder. Kai o Feder. Uso una, uso l'altra. Questo perché? Perché è chiaro che usare un'astra, tengo l'occhio che stai un attimo proprio, si sta chiudendo l'occhio. È stata una settimana un po' particolare questa qua. Anche perché quando certe cose ti fanno un po' girare il cazzo nella vita, uno dice ma come dici queste parole? Stanno a ridere, poi sono dovute. Perché tu fai tanti poi nella vita e però poi viene ricambiato con cose, però vabbè, lasciamo stare, facciamoci una risata. E allora metterò in mezzo la Kai, perché la Kai hai visto che non la metti, eccola qua che ti rischiaffa, sembra la solita cosa, quindi la vuol dire che serigrafia sulla cancia, non sta, che i soldi che sveglia, guarda il catto, però il baionetta non può mancare perché la certa in difficoltà questa volta, bello, proprio è cium, non è ottone, è cium, è proprio bello piambato su rasoio. Allora, prima io voglio prendere un po' di margine, che lui ce la sta chiudendo, si sta arrossando man mano, ecco qui. Mamma mia, ho messo un po' di... Aspetta, fammi mettere come si deve, perché se no... Ecco qua. Un fastidio incredibile, anche al lavoro stamattina proprio. Già stamattina non è che sono sceso con cene, però. Allora, vado, scusatemi, vado un attimo ad inserire, l'avevo l'ha già fatta veramente come è fatto sto rasoio, mamma mia com'è bello quando suona, è una campana, ecco qua, praticamente queste due linguette vanno ad innestarsi qua dentro, tipo che ci fa aprire, vabbè, è pure questo fa parte della situazione. E allora vado a fermare la lametta. Prima si ci tagliava, primo tempo. Ecco qui. È bello come canta questo metallo, proprio è una cosa. Allora. Ma oh bello bene, perché? Perché come ho già detto nel video, poi ho fatto un pippone esagerato, un video di 48 minuti parlando di varie cose. E stasera proprio, mamma mia. Allora, cosa vado ad usare come sapone? Un sapone che, come al solito, cioè, vi ho detto che certi volte, cioè, dovuto faticare per, per trovare saponi particolari da mostrare, però alcune volte pare che non. Eccolo qua, lo riconoscete? Ah, parabruciate. Ecco qui, Stirling Candy Cane. Eccolo qua.
La profumazione vi ho detto sembra un po' l'after eight, però quando vai poi a passarlo comunque si sente il caramellato, un bel sapone. E ovviamente userò il set completo accompagnato dal suolo con barba e niente, mi piace. Cioè, questa veramente è una cosa veramente soggettiva di gusto, perché magari c'è chi non ama queste profumazioni dolciastre, così, ma fa allegria, un sapore che fa allegria e assume ciò. Vado un attimo a sciacquarmi il viso, perché mentre hai fatto la doccia cose varie è passato diverso tempo, capace di mio fratello al telefono che parlavamo di tante cose tra cui la barba. Perché siamo in continua siamo in continua discussione tra il fatto che io non può fare sapone, is no, e allora richiedi che accatto devo fare la cosa, no, no, devo prima consumare quello che ho fermo. E, e niente. Qualcuno c'era avuto ma su capello quando vita. Si trova un altro capello, tale quale acquista che l'ho comprato annissimi fa. Un catrata volta, cappello in cotone doppio, bello da marmoro, si è russucata la rete, la catrezza è russucata sul capello, ma non è, che è bellissimo. Comunque, se caso mai, qualcuno magari tiene un negozio, cosa, tiene in giacenza, un capello che si faccio, non sapevo perché mi faccio spedire, lo voglio perché lo adoro questo cappello. Come pennello cosa vado ad usare? Amafutema. Allora, praticamente, guardate come sta bella, fa Natale. Praticamente fa Natale. Un candy cane, fa Natale proprio. Fa proprio Natale. E c'è stato che fa, voglio, tutte e tre assieme, fanno aria natalizia. Ma in festa sul passato che non importa. Allora, il rasoio è caricato e niente. Vediamo, vediamo. Ci avrei, guarda che esce l'acqua proprio rosso. Vado a prelevare. Secondo me rimane ma di uscire con gli occhi chiusi proprio. Comincia a farmi male anche, tra l'altro. Comincia anche a farmi male. E stamattina proprio non riuscivo, mi faceva tipo, vedevo ombrato, poi dopo un po' di ore sembrava quasi essere ritornato normale. In serata col calare della temperatura ha cominciato di nuovo a darmi fastidio fino a... ora ho messo un po' di collitio, magari poi vedo se ho quello antibiotico, metto quello perché oggi è una giornata un po' strana, mi girano proprio così. Ma boh, ma pensiamo a Barbo, pensiamo a cosa divertente. Ecco qui. Ma, prima si è prelevata. Allora, ecco qui. Non so se si nota il colore, cioè praticamente è lo stesso colore delle setole, il sapone. Ma io mi raccomando, non state diffondendo il canale sta crescendo poco, molto poco, perché non mi aiutate? Porta, ma sempre magari ci si fa barba, ma tu facile appassionare gente su, a sua la sbarbata tradizionale. Allora vado a bagnare le punte.
po' di acqua caldissima, ma già suonava. Sempre il mio bel ciotolone. Voglio come vecchio per sapore, ma mi fa la maglia di beige per il buono. E ancora opaco, un altro giro d'acqua. Certe volte quando capita che uso questi pennelli, che tra l'altro come potete vedere io vado a periodi, certe volte questo pennello mi è capitato il momento che l'ho usato molto e quando non lo vuoi usare poi per tempo comincia a mangiare sapone in una maniera esagerata. Poi essendo pure abbastanza grosso come pennello, perché le setole sono molto lunghe, leggermente inferiori di qualche millimetro al 48, succede che poi si assorbe sapone in maniera esagerata e magari specie sulla seconda mi tocca ovviamente di china un blotto china di sapone, ma tanto non mi leva perché mi fastidio, nel senso che quando li tolgo il tempo di pulirmi, chi porta gli orecchini lo sa che comunque vanno tolti, va disinfettato e tutto il resto e poi dopo vanno rimessi, però li rimetto subito perché non mi va di stare, cioè non mi trovo senza, quindi li rimetto subito nella maniera più immediata. Allora, ecco qui, vediamo questa Kai cosa combina. Nel frattempo penso di aver fatta una bella insaponata, però aspetta un attimo, voglio passare ancora un po' d'acqua. Sembra che, anche se poi il colore inganna di questo sapone, ecco qua, non so se si riesce a vedere, è bello lucido, ora sì che si può fare. Allora vado, vediamo. Allora, per ora non dico niente, va bene? Ok. Come ben sapete, tante volte vi ho detto, la prova del 9, allora i rasoi di pelo sono tutti buoni, ok? Quindi c'è anche chi, tra i vari canali girando e guardando, c'è chi fa anche solo il pelo, perché ovviamente dice, perché devo stressare la pelle?
magari perché amano farsi la barba tutti i giorni, dice io preferisco lavarmi tutti i giorni nonché andare. Si sente l'odore il classico odore dell'ottone bagnato, del metallo bagnato. Il sapore ve lo sto raccontando poco semplicemente per il fatto che tante volte ho visto che quando uso questi saponi pare sia, non lo so, non... Cioè a me il contrario, quando vedo un sapore particolare vado a guardarmi il video, quando vedo uno dei soliti sapori che sempre si vedono, questo lo reputo un sapore particolare e per la profumazione che dà e cioè, stiamo parlando comunque di un sapone di un certo livello, di una certa fascia, quindi è bello comunque, è particolare perché non a tutti piace, diciamo, può piacere una profumazione così particolare. E poi, come ho sempre detto, non è che vado a consigliare perché, specie sulle profumazioni, su queste cose, è inutile stare lì a dire, ah, prendetelo, è buono, il sapore è buono, indubbiamente è buono. Poi stiamo parlando di Stirling, quindi non... Poi certo, ci sta chiacchiato poco a capa e mentre prima usava un proraso belle buone Stirling è diventato un sapone di battaglia, è diventata una cosa a momenti di banca e quindi non va bene perché però ho preso un altro po' di sapone, però vabbè. Gente che fino a ieri pareva ispirata lo sapone, no io, no qua, io là, io sei una cosa, ma bella e buona, una cala di cava, cioè capisco, state a buscare soldi, non stanno proprio facendo buono, perché no? Però, cioè, da lì a momenti a snobbare anche il sapore del genere lo vedo un po' eccessivo, riguardatemelo poco, perché veramente, però, ognuno fa quello che vuole, però un povero onesta non guasta mai, vedo che l'occhio man mano si sta gonfiando proprio, tra l'altro comincia pure a farmi male. Vabbè, allora andiamo alla prova. Comunque già ho visto che la CAI si è fatta sentire, qualche puntino rosso è presente, quindi allora, come ho sempre detto, è una situazione ingannevole perché sia la CAI che la FEDER eh, passano, non te ne accorgi, ma ti tagliano. Quindi uno magari dice, "Ah, sono dolci nel taglio perché sono, la mette affilatissime e tu fanno andare all'occhio, come si dice a Napoli, non ne fanno accorgere. Ma come meno tu spirito è una guata.
Allora, vado ad asciugare un attimo il viso, voglio si calcolate che praticamente alcune volte i video magari possono risultare un po' lunghi, ma se calcolate che i primi 8-9 minuti li faccio soltanto di chiacchiere e un altro po' di minuti li faccio per montare il sapone, alla fine la rasatura di per sé dura il tempo che resta, nel senso che è basso il tempo che impiego per radermi, soltanto che alla fine, tirando le somme, si vedono i video minimo di 28-29 minuti, però voglio dire, il tempo di scambiare una chiacchiera, di montare il sapone e via. Cioè, se mi racconta niente, vi faccio vedere solo, ma che resto? Cioè, non è nemmeno, si perde pure l'interesse nel video perché se io sto lì, monto, faccio, dico senza dire una parola, cioè non vi racconto niente, c'è solo un impatto visivo relativo e fine a se stesso perché non vi ho detto niente, alla fine cosa sapete voi se non vi racconto niente? Specie quando si va su queste cose qui, è il sapone, è la lavetta, è il rasoio che per comuni mortali come me comincia a costicchiare e quindi uno vuole sapere bene dove va a spendere i suoi soldini, secondo me è importante raccontare. E credetemi, veramente è un consiglio di quelli senza alcun interesse economico, perché sono io che compro, nessuno mi offre niente, quindi non è che ve lo dico perché un attimo solo che arrivo. Non è che vi racconto questo perché dietro ci sono dei soldini che mi girano in tasca, quindi e per quanto riguarda il sapone, per quanto riguarda le lamette, e per quanto riguarda tutti gli altri prodotti che ho. Allora, voglio azzardare una cosa. Allora, negli ultimi tempi sapete che ho comprato l'R41 e ho comprato questo. Allora, questo ho provato con le CAI, un azzardo che poco farei con l'R41, ma farò anche questo. Ho la faccia ultra liscia, ok, ho la faccia ultra liscia. Il sapone ha lavorato bene, la lama, la CAI, si sa, è una lama un po' aggressiva, ma tagli non me ne sono fatti, qualche puntino rosso, voglio dire, già. E cosa vi stavo dicendo? Che praticamente tra questo e l'R41, se dovessi scegliere, partendo da zero, scegliere questo. È un rasoio tranquillo, nonostante il suo pettine chiuso, lavora tanto, lavora tanto. Mettendo le CAI, per esempio la volta scorsa con l'Astra ho ottenuto un ottimo risultato senza fare puntini rossi e senza quindi anche con una lametta, a differenza dei 4-5 euro che costano 5 CAI, quindi stiamo parlando di 1 euro alla lametta, io con gli 80 centesimi dell'Astra ho ottenuto una pelle liscia, una barba bella profonda, senza spendere quei soldi e senza farmi puntini rossi o irritazioni. Irritazioni non ne ho, qualche puntino rosso e per una lametta come la Caigia mi sono portato a casa una barba, quindi vuol dire che il rasoio ha lavorato, mamma mia. Allora, non vi ho mostrato il dopo barba, ma è questo voglio dire, e vi ho detto che era il set completo, ne metto ancora perché veramente
mi piace, mi rende allegro, ho bisogno di un po' di allegria e mi rende allegro. Mamma mia, fantastico, fantastico. Allora, ecco qui, vedete, i puntini. Allora, stavo concludendo, mi tocca montare di nuovo il video perché ho detto vedete e mi è apparso l'assistente. Non mi succedeva da un po', mi fa arrabbiare questa cosa, mi fa proprio arrabbiare. Allora, i puntini rossi ci sono, cosa che non mi ha portato, non mi hanno portato le Astra, che con i loro 80 centesimi mi hanno fatto una barba eccellenti. Da Suoi ha lavorato bene, il sapone ha lavorato bene, la CAI è quella che è, nel senso che ti picchia sempre. Non, cioè, molti puntini rossi, molti puntini rossi. Nonostante il pettine chiuso, nonostante tutto, nonostante questo sia un rasoio dolcissimo, la CAI dolcemente ti porta via. Se hai una pelle regolare come la mia, la CAI ti porta via. Certo, è roba di poca entità, nel senso che la porti, la togli in un attimo, non è che ti lascia segni in faccia, nel senso che sono puntini rossi e un attimo ti vanno via. E il sapone, vabbè, è rimasto ben poco, ho fatto 3 passate. Il resto ho fatto un'offerta, ho offerto la cena al pennello che ha mangiato stasera, ha mangiato pure bene. Ha mangiato in maniera allegra il pennello perché lo sto andando ad asciugare. È importante questa cosa, mi raccomando, poche volte l'ho detto, il pennello andate ad asciugarlo, frizionatelo su un asciugamano, pulitelo e frizionatelo su un asciugamano, non chiudetelo assolutamente perché magari c'è gente, specie magari le persone un po' più anziane e cose varie, che hanno l'abitudine, fanno la barba, poi prendono il pennello e lo buttano nell'armadietto perché sa da luamiz. Allora, ci metterò più del solito a pubblicare il video, a parte l'orario, perché praticamente mi tocca andare a montare questi ultimi 2 minuti, 2-3 minuti a quello di prima, perché niente, non so per quale cazzo di motivo mi parte questo. Devo trovare il sistema, come ho già detto l'altra volta, devo trovare il sistema di come andare ad isolare l'assistente, come disattivarlo, però dato che non mi metto, perché poi lo dico, poi non mi metto perché mi secca, non mi metto lì a cercare nelle impostazioni e cose varie, mi fa solo rabbia e più ci penso più mi incazzo, quindi già dato che oggi volevo portarmi rallegra, cerco di non. Meno male che il sapone mi ha messo allegria, questi pochi punti vanno via, ecco qui. Dopo me la faccio un'altra passata di dopo barba, aspetta c'è qualche punto che non mi ha soddisfatto, ecco qui, sotto al naso qua non ci sono per niente passato, un po' di rifinitura alla basetta che vabbè che domani tolgo via anche questi capelli cresciuti appena, ecco qui, perfetto. Vabbè, ora cosa devo fare? Devo andare a svitare il rasoio e ad asciugarlo ben bene, togliere la lametta dentro perché altrimenti può farmi danni. Ovviamente, a parte quello che costano se la metto, ovviamente non sarà l'unica barba, non è che ho fatto sta barba e la vado a buttare, la conservo per la prossima barba perché cioè veramente sarebbe assurdo
usare una lametta di questa una volta e buttarla via, quindi ve lo faccio vedere, non lo nascondo, la userò nella prossima barba. Ovviamente non farò il video perché vi ho detto già, non è che sto sempre ogni barba a farmi il video, proprio perché vostra altri ragazzi proprio voi stufate, parliamoci chiaramente, non è che cioè quando mostro le cose nuove alcune volte vedo che non c'è visibilità come altre, forse perché magari non lo so per i costi dei saponi, forse perché nessuno immagina di fare un sapone del genere, ma parto sempre dal principio che certe cose prima di andarle, cioè non posso dire una cosa mi piace o meno, salvo che io non abbia proprio repulsione nei confronti di una certa profumazione, non posso dire ah no, è brutto, perché le cose si possono immaginare, ma poi quando vai a, ripeto, come è successo col maremoto, come è successo col Campania, che all'inizio da solo non mi ha dato molta soddisfazione perché le cose su due piedi vengono sempre valutate in una maniera frettolosa, viene sempre valutata in una maniera, quindi bisogna prima studiare a fondo una cosa. Io, come ho fatto in qualche altro video con qualche lametta, con qualcosa, ho sempre lasciato il senno di poi, anche Colcella stesso, l'ultima profumazione che ho cacciato, l'ho sempre lasciato, diciamo, spazio prima di andare a dare un giudizio, perché sarebbe assurdo. Tu dici allora chi fa questi video? Li faccio per dare il primo impatto, il primo giudizio, perché secondo me è importante andare. Nel frattempo si è fatto la barba marrone perché ho messo al contrario il sapone. Vabbè, tanto il sapone, voglio dire, ho messo il sapone, voglio lasciare il sapone ad asciugare e quindi l'ho messo al contrario, come faccio, che scorre l'acqua che ho messo all'inizio dentro e sta scorrendo l'acqua. Infatti sta scorrendo, si vede pure. Vabbè, io vi saluto, ma faccio perdere un po' di tempo per cercare di, perché non mi ricordo, l'ho fatto l'altra volta questa cosa, l'ho fatta l'altra volta questa cosa di andare a montare il video e quindi, cioè, di montare, in che senso? Di unire le due parti divise. E cercherò di farlo pure adesso, non so se quindi se questo video lo pubblicherò direttamente adesso o magari andrò a pubblicarlo sul tardi o domattina, non lo so. Nel frattempo faccio un altro giro perché voglio tenere in mano impregnata proprio. E quindi appena mi sarà possibile che riuscirò ad unire i due video, andrò a pubblicarlo. Voglio, vi raccomando, come sempre, pure se vi è piaciuto il video, mettete lo stesso mi piace, non vi costa niente. Per simpatia, mettete ma che me ne fotto. Mettete mi piace, condividete il video, condividete il video, no, non esagerate, condividete il video, perché lo condividete, però mettete mi piace, passate voce, diffondiamo un po' di sbarbatore napoletano nel mondo. E niente, oggi ci vediamo la prossima volta. E niente, la prossima volta è così, perché proprio lui sta partendo. Ci vediamo la prossima volta e al prossimo video. Vabbè. Niente, ciao, io ci vediamo. Buon fine settimana, buone cose. E facete belli sbarbati, rilassati. Oggi è biennale, ma magari non tutti vanno a lavorare, mettete là belli sbarbati, la mattina lasciate l'energia, una lametta, un rasoio, pum pum, tirate, usate un sapone, usate un rasoio, un 3 pezzi, un 2 pezzi, un batter, usate qualcosa di tradizionale, ma di una tradizione viva,
Vabbè. Ciao, adieu.